Una biblioteca di libri di letteratura siciliana nel cuore della Valle dei Templi. Sarà il mio dono e anche quello del mio amico Silvio per Agrigento, capitale della cultura 2025. Sarà pronta per quella data, lo ha dichiarato ieri Marcello Dell'Utri, parlamentare di lungo corso, fondatore di Forza Italia che con Silvio Berlusconi ha avuto uno storico e vero rapporto di amicizia e di sostegno anche in momenti che li hanno travolti in bufere giudiziarie. E così anche la città di Agrigento potrà avere un beneficio dal lascito di Silvio Berlusconi. Dopo l'apertura del testamento, attesissimo da eredi e curiosi, infatti, come ampiamente affermato da tutti i quotidiani nazionali che ne hanno anche pubblicato le ultime volontà con firma apocrifa, è stata una sorpresa la destinazione di 30 milioni di euro a Marcello Dell'Utri, storico e vero amico da sempre del magnate della TV commerciale italiana, morto poche settimane addietro. Sarebbe volgare, afferma Dell'Utri, ridurre un'amicizia come la nostra a un conteggio economico. A parte il fatto materiale, questa è una cosa che sancisce rispetto e valore dell'amicizia. Io e lui ci siamo dati tutto nell'amicizia, lui mi ha fatto fare cose straordinarie che non avrei mai fatto se non lo avessi avuto come ispiratore, come mentore. E Dell'Utri ha le idee chiarissime su come impiegare questi fondi che produrranno cultura per la città di Agrigento. E allora non solo una biblioteca. Chiedo, ha continuato, l'attivazione di un laboratorio di restauro del libro e della carta, oltre a un master in biblioteca e un master in economia legato a editoria e libri. Visto che il Polo Universitario di Agrigento ha i docenti di beni culturali dell'Ateneo di Palermo, tutti insieme, dice, si lavori ad un'officina del sapere per studenti e ricercatori. Agrigento dunque, entro la data che la vedrà capitale della cultura, potrà dire grazie a Silvio Berlusconi e la destinazione che ha voluto Marcello Dell'Utri per la creazione dell'imponente struttura culturale e per le sue appendici accademiche. Ma naturalmente crediamo che possa essere scaturita da un'idea sicuramente geniale di qualche parlamentare agrigentino che è stato molto vicino a Silvio Berlusconi e a Marcello Dell'Utri, l'onorevole Riccardo Gallo, che abbia voluto così dare una mano di supporto a quell'importante appuntamento che metterà nel 2025 la nostra città al centro dei flussi turistici del mondo.